Questa sera Mr. Grunt non si misurerà con un cantante o con un semplice cantautore, ma con un intero bazar. In bocca al lupo, quindi, vecchio caro Mario Luzzatto Fecit. Oggi allo Spazio Grunt un complesso. Poca la sua anzianità, ma decisamente rapida la sua ascesa in popolarità. Una band dai suoni facili e una voce femminile virtuosa dagli acuti incredibili. Insieme per un Italian Sinfonia. Italian Sinfonia, insieme a Stasera che sera, Solo tu, C'è tutto il mondo intorno, è uno dei tanti successi dei Mattia Bazar, complesso che nasce qualche anno fa intorno alla cantante Antonella Ruggeri. In questi giorni i Mattia Bazar stanno preparando una riscossa in termini di qualità. Brillerò per sempre con amore e senza età. Calano dunque nello spazio Grunt di Mr. Fantasy i Mattia Bazar 1981. Mattia Bazar 1981 che da molti anni fanno dischi, ma prevalentemente dischi 45 giri come successo. Come si spiega? Salvo ravvedimenti dell'ultima ora, di cui anzi parleremo oggi, finora artisti da 45 giri. Sì, in effetti sino adesso abbiamo fatto canzoni allegre, dolci, con un certo tipo di testi. Sono state tutte quante canzoni autobiografiche, tutti noi scriviamo, tutti noi facciamo parte completamente del nostro prodotto, di quello che poi esce, per cui anche questo non è più un discorso come appunto quello che potevamo fare 5 anni fa, 3 anni fa, molto allegro, eccetera. Siamo cambiati, siamo maturati un tantino, chiaramente, e sentiamo forse la tensione che c'è in giro e che abbiamo appunto riversato in questo album Berlino-Parigi-Londra. Ecco, ma il buttarsi appunto da 45 giri, un po' di facile ascolto, al disco rock, è una vocazione o una scelta? Si dice che il cantante, il complesso da 45 giri è quello che segue sempre la moda, no? Non è che è una vocazione autentica o una cosa che vi siete imposti? Ma io direi che è una vocazione che c'è sempre stata, no? Come Mattia Bazar, e forse anche prima di formare i Mattia Bazar facevamo parte di un altro gruppo, però sempre noi, che però da 2 anni così abbiamo cercato di portare avanti, da quando abbiamo inciso il primo album tournée, differente da quelle che erano prima. Tu hai detto benissimo, cioè abbiamo fatto sempre canzoni, per cui ci ritrovavamo quando dovevamo fare l'album a fare null'altro che la raccolta di questi successi che avevamo fatto prima. E questa cosa ci è stata possibile adesso proprio perché c'è stato un cambio di un elemento che un po' ci ha rinnovato proprio a livello di immagine e un po' anche a livello di entusiasmo. Difatti è entrato Mauro Sabione al posto di Piero Cassano, e anche chiaramente l'abbiamo scelto tra molti pretendenti al titolo, proprio scusate, per le sue capacità e i suoi piaceri, ecco, nella musica che noi facciamo adesso. Ecco, scusate se insisto, ma voi dite sempre che, siccome firmate le canzoni tutte insieme, no? Di Stellitta, Marale, Cassano, Colzi, Ruggero, ho detto tutto? Sì, ho detto tutto. Ecco. Sabbione. Allora dite che le scrivete in gruppo. No, le scrivete in gruppo perché? Ma perché praticamente viviamo insieme da 6 anni, anzi anche da prima, quando appunto c'era l'altro gruppo, i Jet, facevamo altro genere. Cioè sono canzoni autobiografiche, voi dite sempre? Viviamo in tournée, viviamo in la vita quotidiana, non è che si ferma il lavoro, finita la tournée, non ci vediamo e semmai ci rivediamo in sala di incisione. Il nostro è un vivere continuo insieme, per cui è logico che gli scambi
Ma se sono canzoni autobiografiche, cosa è successo? Avete cambiato autobiografia improvvisamente? No, ci abbiamo sentiamo cambiato diversi, esperienze. infatti, ci sentiamo diversi, che poi non è che facciamo cose assolutamente diverse da quelle che potevamo fare sino a un anno fa. Anche perché bene o male sono passati 6 anni dal nostro esordio in campo discografico con Stasera che sera, per cui le esperienze che abbiamo attraversato e che attraversiamo tuttora hanno fatto sì che in noi avvenisse una maturazione che inevitabilmente si riflette sulla musica che facciamo e che faremo. Quindi in pratica un cammino opposto a quello di altri gruppi, non so, gruppi classici italiani tipo la PFM, sono passati da un repertorio rock magari a cercare delle cose più facili, più ammiccanti, mentre voi in un certo senso con questo album di cui ascolteremo un assaggio avete fatto un po' un cammino opposto. Beh, io penso che il nostro punto di forza rimanga sempre la melodia, perché quella è una cosa che non si potrà mai cancellare. Usufruiamo, diciamo, delle tecniche che oggigiorno ci vengono proposte dalla tecnologia, appunto, cioè l'elettronica, i nuovi strumenti musicali, li adoperiamo cercando di impegnarci a fondo, di conoscerli, perché in fondo cerchiamo di vivere in pieno gli anni in cui stiamo vivendo. Berlino, Parigi, Londra, era giusto l'itinerario, Esatto. ecco. Berlino molto di moda in questo periodo, Zoo di Berlino, ragazzi dello Zoo di Berlino, quell'altro che fa a Berlino tutto va bene. Ecco, come mai Berlino è così in pazza in questo momento del gruppo? Noi diciamo a Berlino soldati d'ogni età, la nostra frase. Beh, questo ti posso dire, questo viaggio attraverso Berlino, Parigi, Londra è una consapevolezza della nostra cultura, io parlo con nostra cultura, intendo europea, di cui noi italiani facciamo parte. Noi cerchiamo di far parte con la nostra melodia, come diceva Giancarlo, e con tutti i suoni, tutte le disponibilità che ci sono oggi, questa consapevolezza maggiore di essere sia musicisti sia autori. Sentite una cosa, ma tra voi c'è una vocalista, il dato su cui nessuno discute mai, no? Dice Antonella Ruggero è una fantastica vocalista, che per i Mattia Bazar è un po' un'arma a doppio taglio. Sapete quella ragazza a cui si dice ha degli occhi stupendi, perché tante volte non si può dire altro? No, dice, c'era una mia amica che era bruttissima, aveva degli occhi bellissimi, dicendo che occhi belli hai, e questa si arrabbiava e prendeva ceffoni, che glielo dice. Ecco, non è un po' un pericolo questa vocalità incredibile di Antonella Ruggero, che è la cosa che poi più spicca, la prima cosa che i critici dicono nelle recensioni, talvolta l'unica? Un pericolo per chi? Per il gruppo? Per il gruppo? Non credo. Beh, noi come gruppo rispondiamo che abbiamo un'arma incredibile che è appunto questa voce, cioè l'Antonella non canta solo ma suona con la sua voce, Sì, infatti noi in tantissimi pezzi usiamo la sua voce come un sintetizzatore. Chiaro, io mi cerco di mettermi sempre di più alla prova, non mi fermo sul già fatto, ma cerco di andare avanti mettendomi appunto a fare cose sempre diverse, sempre nuove. Mattia Bazar, è il momento delle domande grunt di Mr. Fantasy. E precisamente 3 domande per voi, una soave, una perfida e una cattivella. Chi è quello che vince sempre a Guarda, ci carte? leviamo la responsabilità e sceglie Mauro che è nuovo. Sceglie Mauro, quello che vince sempre a carte? Ecco, vediamo che cosa è capitato. Speriamo bene, speriamo male. Speriamo bello. È capitata la domanda cattivella che dice: dopo aver vinto Sanremo, non avete pensato di cambiare nome? Tradotto in parole povere, non pensate che l'aver vinto un Sanremo ai tempi in cui Sanremo era il tempio proprio della canzonetta possa creare qualche problema nel rifarsi una verginità rock? E io dico solo una cosa, mi sembra che l'ultimo festival di Sanremo sia stato Maledetta Primavera, che abbia venduto una cosa incredibile di copie. Non penso che sia un'opera classica, che sia la classica canzone, anche questa. Diciamo che poi Sanremo è stata un'esperienza in più in aggiunta a tutte le altre che abbiamo fatto in questi anni. Perché rifiutarla? Tra l'altro appunto ci ha aperto il mercato internazionale, perché subito dopo c'è stato Solo Tu che ha venduto 3 milioni di copie, per cui Quindi diciamo non avete che... problemi di sopravvivenza, insomma, questi giorni. Ma chi può dirlo? Chi può dirlo? No, comunque... La canzone che stiamo per ascoltare si chiama Fantasy, lapidaria presentazione. Fantasia. Fantasia. Stiamo guardando la lingua batte dove Fantasy duole. Allora, Beh, un pochettino il riassunto di quello che è il nostro album Berlino, Parigi, Londra. Difatti ha questi 3 quadri in 3 strofe ed è un viaggio immaginario che noi appunto compiamo partendo da Berlino, centro di questa nuova rinascita musicale europea, fermento appunto musicale a cui molti artisti si sono gettati, e prendendo come linea di demarcazione Parigi ci proiettiamo in quelle che sono le istituzioni degli ultimi 20 anni, quindi in una Londra ormai magari già un po' carica di vecchio, quindi ritorniamo direttamente di nuovo a Berlino, dove con fantasia andiamo avanti. molto bene, in 3 situazioni allora metropolitane con i Mattia Bazar, Fantasia.